Mi chiamo Corrado Fontanarosa e insieme a mia sorella Claudia abbiamo continuato, diciamo, l'attività di nostro papà. Infatti la nuova fucina ormai è a Cagli da almeno 60 anni, per cui diciamo, grazie al nostro lavoro abbiamo mantenuto viva quella che erano diciamo, gli obiettivi iniziali di mio papà, ovvero la lavorazione del ferro battuto e quella della fusione dei bronzetti nuragici sardi, che cerchiamo di produrre sempre con un'antica diciamo, tecnica secondo fusione percolata. Come ferro battuto chiaramente spaziamo su tutti gli ambienti, possiamo lavorare artigianalmente perché per noi la cura artigianale dei particolari è sempre molto importante, quindi cerchiamo sempre di utilizzare il meno possibile quelli che sono magari i macchinari e invece diamo più spazio a quella che è proprio la forgiatura a fuoco, quindi quelli che sono i dettagli che per noi sono molto importanti. Essere un artigiano oggi è una sfida molto impegnativa, ci vuole molto coraggio, quando sento che qualche giovane vuole intraprendere questo tipo di indirizzo cerco di fargli il coraggio, ma al tempo stesso ho sempre un po' paura perché oggi veramente bisogna avere le spalle larghe veramente per poter iniziare un discorso del genere, perché molte volte ti senti proprio, tra virgolette, abbandonato e un po' lasciato a te stesso, diciamo, tutto il percorso della produzione e quant'altro. Artigiano vuol dire ricordarsi di quelle che sono le tradizioni nostre, non farle morire, portarle avanti. Io ripeto, ho fatto tante volte la fiera campionaria, ora faccio molto volentieri questa fiera di Mogolo che trovo organizzata in maniera eccellente e mi rendo conto, girandomi intorno, che abbiamo delle peculiarità e delle bravure proprio dal punto di vista dell'artigianato che sono veramente invidiabili in tutto il resto del mondo.